Buonasera e ben trovati al telegiornale del Veneto. Comincia a farsi serio il problema della siccità nella nostra regione, dove non piove da oltre 2 mesi. I timori riguardano non solo l'inquinamento ormai, ma anche l'agricoltura. I consorzi di bonifica chiedono interventi immediati e coordinati. Servizio di Stefania Bolzano. Quelli appena trascorsi sono stati il dicembre e il gennaio più siccitosi degli ultimi 25 anni. Se ne sono accorti anche i contadini che, benché in questo periodo abbiano i campi a riposo, cominciano ad essere preoccupati per le colture stagionali. Dai broccoli ai cavoli, tutta la bassa padovana è una zona vocata a queste produzioni e iniziano ad avere delle problematiche e quindi pensano anche che se la situazione continui dover intervenire con delle irrigazioni. Una situazione comune a tutto il Veneto, con i corsi d'acqua che non si sono rimpinguati perché di neve in montagna non ce n'è stata. Si soffre a valle, ma si soffre anche sulla fascia pedemontana. Alcuni seminativi, come il frumento, rischiano di essere compromessi proprio sul nascere. Attualmente noi stiamo cercando di minimizzare i danni con delle rullature che servono a ricompattare gli strati del terreno, proprio per il fatto che dobbiamo assicurare all'apparato radicale e alle attività di assestimento che queste colture abbisognano in questo momento. Non si parla ancora di emergenza siccità, ma nei consorzi di bonifica si chiede comunque che la Regione convochi un tavolo con tutti i soggetti che si occupano o sono interessati di gestione idrica. In questi giorni di preallerta ci si sta già muovendo, pompando e travasando da canali meno in sofferenza verso zone a carenza di riserve d'acqua. Servono tuttavia soldi e maggiore coordinamento, nella speranza che presto arrivino pioggia e neve, magari non tutte in una volta. Il problema non è attuale, ma sarà in prospettiva. Però bisogna un po' preoccuparsi per quello che potrà succedere. Magari pioverà tutto il tempo oppure non pioverà niente, ma siamo con delle premesse sicuramente negative. 4 persone indagate dalla Procura di Verona con l'ipotesi di corruzione e truffa. Al centro dell'inchiesta la vendita di un terreno